Si dice ama il tuo lavoro e non lavorerai mai un solo giorno nella tua vita. Ed è questo lo spirito che anima imprenditori e commercianti di Vigo d'Arzere, che di generazione in generazione portano avanti le loro attività fino a farle diventare storiche e riconosciute. Ed eccomi con il sindaco Adolfo Zordan. Buongiorno sindaco. Buongiorno Ida, bentornata. Grazie. Vigo d'Arzere, una grande famiglia e si sente tutta in virtù del reparto commerciale di tutti i negozi che ci sono qui a Vigo d'Arzere. Beh, certamente sì, noi ci teniamo moltissimo, specialmente alla grande famiglia, perché cerchiamo di aggregare tutti quanti i nostri negozi, sia storici di vicinato, il mercatino che abbiamo tutti i sabato a chilometro zero, aggiungendo che al giovedì a partire dalla mattina alle 8 fino alle 2 abbiamo anche un altro tipo di mercato dove c'è merceologia e altre cose, e soprattutto ci teniamo moltissimo come amministrazione ai nostri negozi storici. Quindi ogni sabato qui abbiamo questo mercato di prodotti naturali. Sono a chilometri zero. A chilometri zero. Sì. Quindi ogni occasione è buona per poter dare un indotto al territorio. Abbiamo anche la Notte Bianca dove vengono espositori, mercatini, venditori, ambulanti, che è molto frequentata qui a Vigo d'Arzere. Sono due eventi abbastanza importanti durante l'arco dell'anno. La grande novità, sindaco, è che la Regione Veneto ha dato l'iscrizione a 9 attività di Vigo d'Arzere di poter diventare luoghi storici del commercio, ben 9. Questo cosa vuol dire? Questo è un riconoscimento particolare della Regione e noi ne siamo fieri. Allora noi andiamo subito a vedere questi punti di forza. Entriamo nella salumeria Fratelli Sandrin. Dal 1974 il signor Lino aspetta i suoi clienti dietro il bancone. Come il signor Lino, io sapevo che la trovavo dietro il bancone perché lei propone sempre dei salumi, degli affettati, dei formaggi, il classico casoin una volta ma di alta qualità. Abbiamo un po' di tutto, qua abbiamo dei salumi, di là abbiamo la gastronomia e altre cose di prima qualità. Cosa vuol dire far contento un cliente? Quando viene dentro e che chiede un panino bisogna accontentarlo con quel che vuole lui. L'importante è che vada via soddisfatto, prodotti di prima qualità e dopo la simpatia del salumiere di fiducia. E qui abbiamo il brevetto che il panino... Io ho fatto dal casoin. Sì, ma un brevetto particolare. Sì, perché questo sarà un panino a doppio strato che non si trova dappertutto. Alessia, figlia di Lino. Sì, tu sei venuta qua ad aiutare il papà e ti sei accorta di una cosa meravigliosa. Che questo non è solo un negozio. No, esatto. Mio padre in effetti fa veramente da consulente con i vari clienti, da psicologo, da amico, dà una parola di conforto e questo è veramente molto bello. È questo il punto di forza di questi piccoli negozi. Assolutamente trovare sì. Una parola. Sì. Buongiorno signor Renato. Buongiorno. Uno spazio importante dedicato ai nostri amici. Troviamo tutta l'alimentazione di varie qualità. Abbiamo tutti gli accessori che servono per i piccoli animali. Abbiamo anche uno studio veterinario che supporta il nostro negozio e nello stesso tempo consiglia nel miglior dei modi i prodotti che servono quando gli animali stanno poco bene. Non solo uno spazio dedicato agli animali, ma come vediamo molto altro. Sì. Fiori, piante, oggettistica per le piante. Siamo partiti col mulino e poi siamo passati ai prodotti per l'agricoltura e abbiamo servito tutte le campagne qua attorno. Ci troviamo in una serra fantastica dove ci sono tantissime tipologie di fiori, in questo momento tantissime stelle di Natale come potete vedere, e qui il cliente non è mai abbandonato a se stesso ma trova sempre un consiglio da parte di Renato e Daniela e anche da parte mia su tutti i prodotti. Io in questa attività ho vissuto 50 anni e sono sempre per i clienti. Lasciamo il negozio di Renato Gomiero, pensate, un emporio di ben 1000 metri quadrati, per spostarci in un'altra attività storica di Vigo d'Arzere. Entriamo ora nella storica merceria Mazzonetto, dove troviamo Alberto, che ha ereditato questa passione dalla nonna e dalla mamma. Ed eccomi qua con Alberto Michelon, un'attività storica dal 1939.
Cosa vuol dire crescere in un negozio così fornito e come è cambiato nel tempo? Essere abituati a stare assieme alla gente, soprattutto quello là, e cercare di accontentarle il più possibile. Nasciamo come negozio di mercerie, tessuti per l'abbigliamento. Poi negli anni ci siamo adattati ai cambiamenti. Una passione, Alberto, ereditata dalla nonna Natalia. Sì, perché qui la Natalia la conosceva tutti. Ed era famosa soprattutto per il rapporto umano che instaurava con le persone. Quindi il lavoro si tramanda in famiglia da 80 anni. Cosa può cercare la persona qui dentro? La possibilità di creare, di inventare per se stessi, per gli altri, creando abiti per sé, creando tendaggi, creando arredo casa, creando anche maglioni, sciarpe. Nonché anche occasioni per i nostri regali. Nonché naturalmente per rivista del Natale, anche qualche occasione regalo. Complimenti per i vostri 85 anni di attività e io continuo il mio itinerario. Il nostro itinerario continua nella frazione di Tavo, dove troviamo l'assessore Alessandra Bergamin. Buongiorno Alessandra. Buongiorno. Qui la domenica è un giorno particolare. Allora, la domenica è un giorno particolare innanzitutto per certe domeniche che sono state inserite nel piano delle domeniche ecologiche, come è stato previsto dal tavolo tecnico zonale tenutosi in provincia, e questo perché si chiude una parte del territorio fondamentalmente per sensibilizzare anche alla popolazione all'uso consapevole dell'autoveicolo, perché comunque anche l'autoveicolo è un mezzo inquinante. E anche perché qui di domenica si mangia veramente una pizza eccellente in un locale storico aperto ben prima del 1900. L'antica pizzeria Zattarin. Infatti io in questa pizzeria, Trattoria Pizzeria, mi ricordo che ci venivo anche da piccola, era la trattoria del paese e ho dei bellissimi ricordi. Di generazione in generazione, dal trisnonno al bisnonno al nonno e infine a Leonardo. Ciao Leonardo. Buongiorno e benvenuti. Da prima del 1900 esiste questa antica trattoria e pizzeria, quindi pizza eccelsa sì, ma non solo. Ma soprattutto direi la tradizione, è quello che ci contraddistingue, è quella che è la nostra impronta, è come ci siamo formati ed è come continuiamo a portarla avanti. I piatti, quelli della tradizione, sono le nostre specialità, parliamo del fegato alla veneziana, parliamo della trippa alla parmigiana, il gran bollito misto, il baccalà alla vicentina, il baccalà mantecato. C'è un grandissimo ritorno a quello che è la tradizione, a quelli che sono i piatti tradizionali. Un ambiente rinnovato, accogliente, ma anche molto molto ampio. Noi facciamo del nostro spazio il nostro punto di forza, siamo preparati per eventi, banchetti, quelli che sono i battesimi, le cresime, siamo storici da questo punto di vista e continuiamo ad esserlo. Sempre nella frazione di Saletta troviamo un'altra attività storica, Elettrofercasa, che non è solo una ferramenta ma molto molto altro. Matteo, io sono entrata e sono rimasta impressionata per una cosa bellissima. Tu consigliavi le cose giuste al tuo cliente, ma non è solo una questione di esperienza, c'è molto di più. Certamente quello è il punto di forza principale di quello che è un negozio come il nostro, quindi un po' diverso dal concetto della grande distribuzione. Si cerca di consigliare al meglio tramite consigli, la nostra esperienza, il post vendita soprattutto. Martina, parlare di ferramenta è riduttivo, ferramenta sì, ma con molto molto altro. Sì, tutto quello che riguarda il giardinaggio, i casalinghi, colori, cartoleria, materiale elettrico, un po' di tutto. Matteo, vogliamo fare un invito a tutti i nostri telespettatori, sì, perché voi siete una famiglia a disposizione per la vostra grande famiglia. Certamente, a tutti i nostri clienti che ci conoscono, ma soprattutto ai telespettatori che vogliono passare a trovarci. Sindaco, i negozi di vicinato possono fare la differenza? Certamente fanno la differenza, è scontato che fanno la differenza, però bisogna che anche noi, i nostri concittadini, paesi limitrofi, vengano a fare gli acquisti sui nostri negozi di vicinato, come noi andremo a dare una mano sugli altri paesi, insomma è un appello che faccio perché i negozi abbiano la possibilità di sopravvivere. E qui davvero ci sono dei negozi con grandi punti di forza e belle cose da proporre.
passione per un lavoro. Vuol dire alzarsi a luna di notte per fare il pane come lo faceva Achille. Siamo entrati nell'antico panificio da Achille e troviamo tanti tipi di pane, ma Maurizio, i ricordi che tu hai del papà, del nonno? Del nonno, che prima di andare a scuola mi chiedeva di aiutarlo a infornare il pane, a impastare e tutte queste cose, anche se lui era sveglio già da un sacco di ore. Marisa, e come si fa il pane? Il pane si fa con la farina, l'acqua e il lievito. E tanta pazienza e tanta volontà. In questo panificio non solo pane, ad esempio io vedo le spumiglie. Oltre alle spumiglie la pinza, un dolce che è tipico di questo periodo veneto. Nasceva perché era un dolce che si faceva con gli avanzi e dentro c'è il pane, c'è l'uvetta, c'è i fichi, ci sono le noci. Punto di forza di questo antico panificio? Beh, sicuramente la familiarità, chi entra in questo negozio si sente come a casa. E poi? E soprattutto da 50 anni noi consegniamo il pane porta a porta. Ancora si consegna il pane nelle famiglie. Allora Maurizio, io lo aspetto anche a casa mia. Arrivo. Ed eccomi con Cristina Mason, assessore al commercio. Buongiorno Cristina. Buongiorno. Il commercio è un capitolo importante per Vico d'Arzere. Importantissimo, in quanto Vico d'Arzere può vantare ben quasi 140 attività commerciali sul proprio territorio e siamo orgogliosi di far parte del distretto del commercio che abbiamo denominato Vivi il Brenta, il quale dà la possibilità a tutte le nostre attività commerciali di avere delle importanti ricadute economiche regionali sul nostro territorio. Sono tra l'altro orgogliosa oggi di accompagnarti dentro a una delle attività storiche di Vico d'Arzere, si trova esattamente nella frazione di Saletto, il Brent House, che non ha acquisito la questione del logo storico tanto per il suo nome come pub, quanto per la licenza storica che è in piedi come trattoria Tiso dal 1961. Sì, certo, ma con nuove generazioni che noi adesso andiamo a farvi conoscere. Andiamo. In un locale d'autore troviamo Marco e Alberto. Ciao Marco. Ciao. Partiti quando? Siamo partiti 6 anni fa dalle ceneri della trattoria e adesso abbiamo tirato fuori questa concept di birreria che cerca di uscire dai canoni classici con la ricerca della birra, della selezione, e ci proviamo anche sul mangiare. Nella birra apportiamo al tavolo la conoscenza, le informazioni per farle capire, farle apprezzare al meglio, e ci proviamo anche col cibo, con selezioni di carne per il nostro macinato, la ricerca del pane di un panificio e la ricerca di alcune cotture un po' più particolari. Quindi non solo la degustazione, ma anche la conoscenza per una buona e ottima degustazione. Certo, per forza. E questo è quello che fa di questo locale la differenza. Vi salutiamo in questo itinerario della Trattoria da Gildo, un altro storico locale di Vico d'Arzere. Chi non lo conosce Gildo? Sì, perché dovete sapere che qui ancora si gioca al biliardo, assaporando l'ombra del vinco, il classico cicchetto. Lasciamo Vico d'Arzere e le sue storiche botteghe. In fin dei conti il lavoro è ancora il mezzo migliore per far passare la vita per sé e per gli altri. E grazie di essere stati in nostra compagnia. Io vi do appuntamento la prossima settimana con il nuovo viaggio di itinerari. Buona serata. Esistono luoghi unici al mondo che mantengono e trasmettono il loro carisma nel tempo. Qui, nel Parco regionale del Sile, la natura e il lavoro dell'uomo hanno saputo fondersi insieme per creare non solo un'attività, ma una vera e propria fonte di vita. Ci
troviamo a Quinto di Treviso, nel Parco Nazionale Regionale del Sile, presso la Troticoltura Santa Cristina. Pensate, ben 20 ettari di estensione e si allevano più di 20 specie di pesci. Sì, però prima facciamo un passo indietro nella natura e andiamo a conoscere il signor Francesco. Buongiorno signor Francesco. Buongiorno Ida. Un posto meraviglioso, questo è la vostra attività presente da ben 4 generazioni. Ma perché scegliere questo posto? Perché vi siete insediati qua? Allora, non so se è stata fortuna o lungimiranza, noi abbiamo scelto il fiume Sile, che è il fiume di risorgiva di pianura più grande d'Europa e ha una qualità dell'acqua per la produzione dei pesci meravigliosa. In questo parco voi gentili telespettatori non potete sentire sicuramente il canto degli uccelli, ma noi sì, gli uccelli e gli animali, ma anche il mondo dell'acqua è un mondo meraviglioso e misterioso anche. Certo, perché il mondo esterno è visibile e più facilmente sentito. Quello subacqueo è altrettanto meraviglioso, bisogna imparare a conoscerlo. Bisogna imparare a conoscerlo ed è proprio quello che faremo noi in questa puntata, sì, perché le cose da conoscere sono veramente tante, belle e meritano di essere portate nelle case dei nostri telespettatori. Quindi da dove partiamo, signor Francesco? Io direi di partire proprio da dove nasce il pesce. Eccoci qua! E allora Francesco, dove mi hai portato adesso? Allora ti ho portato nel reparto neonatale, da dove nasce tutta la nostra attività, cioè dove noi facciamo nascere i pesci che dopo, nelle varie fasi di accrescimento, arrivano al prodotto finale. Eccoci qua. Ma quanti sono, mamma mia! Qui ci sono, ogni vasca ce ne sono 30.000 pesci. Nella specifica queste sono trote iridee. Trote iridee, queste sono nate a dicembre e praticamente qua partiamo dall'uovo che schiude, nei primi 20 giorni di vita hanno il resto, l'equivalente della percentuale umana è il sacco vitellino, cioè il resto dell'uovo, che gli serve come alimentazione. Gli ho già dato la colazione stamattina e questo è la merendina, l'aperitivo prima del pasto. Esattamente come i bambini, poco come spesso. I bambini, esatto. Entriamo in un'altra nursery, adesso vediamo cosa sono gli avannotti. Gli avannotti, esatto. Andiamo. Eccoli i nostri avannotti, Francesco, ma sì, dobbiamo spiegare cosa sono gli avannotti. Sono pesci un po' più grandini. Gli avannotti sono i pesciolini, i bambini diciamo dei pesci. Questi qui è una partita più vecchia rispetto a quelli che abbiamo visto prima, sono nati a ottobre. Quindi hanno 2 mesi in più. Hanno 2 mesi in più, sono già della pezzatura di circa 8-10 grammi. Per arrivare alla fine del ciclo produttivo per la vendita ci vuole ancora oltre un anno. Vari tipi di trote si vengono allevati qua, però anche vari tipi di pesci. Certo, sempre di acqua dolce, tipo? Sempre di acqua dolce. Ora abbiamo la trota iridea che abbiamo visto qua adesso, abbiamo la trota pario, e poi abbiamo altre specie. Noi dobbiamo considerare 2 categorie grosse di pesci d'acqua di fiume. Vengono cosiddetti pesci di acqua calda e pesci di acqua fredda. Quelli di acqua fredda sono i salmonidi, cioè le trote, il salmerino, il salmone, il temolo. Tutti gli altri pesci di fiume sono tutti pesci cosiddetti di acqua calda, perché i pesci sono animali a sangue freddo. Il loro metabolismo è legato alla temperatura dell'ambiente dove vivono. E comunque in questa sua attività vengono allevati tutti e 2, sia i pesci di acqua fredda che i pesci di acqua calda, con 2 temperature diverse, esatto. In 2 tipologie di ambienti. Esatto, abbiamo creato delle vasche apposite per allevare anche i pesci di acqua calda. Cioè sono degli stagni dove d'estate rallentiamo un po' il ricambio dell'acqua in modo che la temperatura diventi l'ottimo per loro. Eccole le nostre trote che stanno arrivando, Francesco, e le trote, come gli esseri umani, sono fatte per il 70% di acqua. Ed è importantissimo. Quindi noi siamo già favoriti perché abbiamo un'acqua eccezionale che è quella del Sile. Sì.
Poi come alimento noi usiamo degli alimenti intanto OGM free. Sì. Ok? A base di farina di pesce e integrati con tutti i suoi oligoelementi e vitamine. Francesco, mamma mia, che bestione! Oddio, quanto è grande! Mamma mia! No, c'ha testa del guadino, testa del guadino. Oddio! Aspetta, attenti dietro. Aspetta, dai. Eccolo. È impressionante la forza che ha Francesco. Guardalo. Guarda. Ma quanto è grande questo pesce, Francesco? Qua sarà 40 kg. 40 kg per una lunghezza di 1,5 metri, sarà 1,5 metri, 2. Sì. Questo è lo storione del Sile. Buttiamolo dentro. Piano, eccolo. Questa è una femmina? Sì. O un maschio? È una femmina. Questa era una femmina, sì, perché è dalla femmina dello storione che si ricavano le uova del caviale, tanto pregiate, ma deve avere un minimo di anni, vero? Deve avere almeno 10 anni. Almeno 10 anni, esatto. E allora ci sono 26 varietà di storioni. 26. Ogni varietà arriva a maturità riproduttiva in età diverse. Quelli più precoci ci vogliono almeno 8-10 anni, quelli più tardivi anche 20 anni. In queste terre meravigliose esiste un vero e proprio progetto faunistico, il progetto Storione, e parte precisamente da qui. Esatto, il nostro ruolo di acquacoltura, oltre ad avere ovviamente uno scopo economico, ha anche uno scopo di salvaguardia della biodiversità. Noi abbiamo partecipato a un progetto che si chiama Progetto Storione, perché nei fiumi e lungo la costa dell'Alto Adriatico esistevano tre varietà di storione. 2 purtroppo si considerano estinte. Non ci sono più. Ne salviamo una. Una, la Cipensa nacari o cobice, del quale noi abbiamo fatto con capofila l'ente Parco Delta del Po, 5 province venete più Piacenza e Ferrara, abbiamo fatto un progetto Life Natura europeo per la salvaguardia, riproduzione e reintroduzione di questa specie. Abbiamo detto un mondo tutto da scoprire sotto tanti punti di vista, perché in questa attività abbiamo anche uno spaccio dei prodotti naturalmente di acqua dolce. Sì, abbiamo pensato di rivolgersi direttamente al pubblico per far conoscere, perché molti pesci di acqua dolce sono un po' misconosciuti, si è persa la tradizione culinaria, no? E noi vogliamo che questa tradizione venga tramandata alle nuove generazioni. E quindi per noi, naturalmente anche per le nuove generazioni, andiamo a vedere i prodotti dei pesci di acqua dolce. Ed eccoci con la signora Marilena. Buongiorno. Marilena. Buongiorno. E questi sono i prodotti freschi e preparati frutto della vostra attività. Certo, abbiamo un nostro spazio aziendale dove appunto proponiamo alla clientela una serie di prodotti che all'inizio erano solo freschi, pescati e puliti al momento, poi invece, vista la richiesta che abbiamo tutti di essere in velocità e di avere qualcosa di pronto, abbiamo pensato a far trasformare i nostri prodotti pronti, già cotti, pronti al consumo, da gastronomie, da impianti di affumicatura che ci fanno dei prodotti eccellenti, con il caviale poi e lo storione in olio di oliva. Ma per chi vuole ordinare questi prodotti da casa? Da casa si può ordinare. Tanti. Allora siamo su una pagina Facebook, siamo su un sito internet, si può attraverso quello trovare il nostro telefono e quindi ordinare direttamente, chiamarci. Sì, ma la signora Marilena ha qualcosa in serbo per noi. Per finire, sì, proprio in bellezza, vero Marilena? Certo. Usciamo da questo spaccio e ci inoltriamo in questi 20 ettari. Sì, nella natura di questi 20 ettari. Andiamo. Sì, perché la famiglia Bresciani è anche fattoria didattica ed è qui che arrivano le scolaresche. Sì, certo, è un'integrazione al reddito dell'azienda agricola, la fattoria didattica voluta dalla Regione Veneto ancora 20 anni fa. Ancora ci istruisce ogni anno, ci fa un aggiornamento, ma si è consolidata nel tempo questa attività interessante, importante per le future generazioni.
Qui alle nostre spalle vediamo, si può dire, un'oasi protetta, sì, perché i laghetti in questa vostra proprietà sono tanti. Sì, questa è l'area della palude che è stata lasciata tal quale proprio per testimoniare com'era qui nel tempo, tanti anni fa. Questa è una vasca di distrazione chiamata, perché noi non alleviamo il pesce, ma nasce spontaneamente per nutrire tutti gli uccelli che vivono. Sirena! Eccola la sirena! Marilena, questa è la sirena, è buona? Insomma, è un TPR, è la cavalla che tirava tutte le barche sul Sile. Mandiamo Francesco. Mamma mia, le caprette, eccole! E sono le camosciate delle Alpi. Queste caprette si chiamano le oche. Guarda, queste sono buone, vedete come sono domestici, ci fanno tutti festa questi animali. Marilena, noi sappiamo che i pesci sono muti, ma qui non abbiamo solo pesci per salutare il nostro pubblico. Certo, abbiamo tutti i nostri animali terrestri, le nostre occhette che ci salutano. La natura non è solo quello che è visibile all'anima. La natura è anche sapersi fondere con le mani e con il cuore dell'uomo. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Io rinnovo l'appuntamento per la prossima settimana con il nuovo viaggio di Itinerari. Buona serata.